Guardate questo signore, sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Signori, questa è la strada delle Torricelle. Non c'è più un albero dritto. Sono caduti tutti! Sono caduti tutti! Queste erano le immagini del maltempo che ha colpito nelle scorse ore, ieri sera Verona principalmente, ma anche le province stesse di Verona, di Vicenza e di Padova. Danni enormi, alberi abbattuti, allagamenti, cioè è successo veramente di tutto. Siamo in edizione straordinaria per informarvi di quello che è successo, per capire cosa è successo, perché stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo importante evento atmosferico. Alle 11:30 avremo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in collegamento anche qui sul canale 18 su Rete Veneta dal municipio di Verona, dove è in programma un punto stampa sulla situazione in generale, con un focus molto importante sulla città scaligera. Prima di andare a vedere la diretta però sentiamo Zaia che ha già fatto un primo sopralluogo, è stato intercettato dai giornalisti, ha già fatto un punto della situazione. Sentiamolo. Qui alla già paragonata a questo evento alla tempesta Vaia per gravità e per cataclisma che si è abbattuto sulla città in particolare. Guardate, io ho visto i filmati, ho sentito il sindaco più volte stanotte, l'assessore De Berti e ovviamente l'assessore Bottacin, che è stato lui a avvisarmi del tutto. Lasciateci andare a vedere i cantieri, ho visto appunto devastazione, abbiamo sentito i massimi esponenti a livello nazionale, dopodiché nel punto stampa che faremo vi do anche un'impressione generale, però si tratta di una tragedia, Verona deve essere aiutata e siamo qui per questo. Insomma, ho già dichiarato lo stato di crisi, adesso si tratta di dar seguito a questo e fare in modo che i cittadini siano ristorati. In Verona e nel veronese non posso non ricordare, per la vicinanza che ho appunto con il mondo dell'agricoltura, quello che è accaduto nella Valpolicella e l'immagine che ho visto dei vigneti. Infatti, governatore, non c'è solo la città in ginocchio, ma come ha ricordato un'importante realtà economica come la Valpolicella. Sì, non è solo una realtà economica importante, ma è un biglietto da visita internazionale. Valpolicella vuol dire Amarone, Valpolicella vuol dire agricoltura di grande qualità, ma sicuramente ricordiamo che la città ne esce devastate almeno una ventina di vie, oltre 500-600 alberi che sono stati abbattuti, le 20 vie che sono state totalmente allagate, ma poi ricordiamo le Torricelle, altro simbolo della città che oggi ha meno vegetazione di quella che ricordavamo.
e poi il Garda e molto altro ancora. Direi che questa non ci voleva. Comunque, come al solito, siamo qui, ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di portare a casa i risultati. Questo era il primissimo punto fatto proprio al volo con il Presidente della Regione Luca Zaia, che fra 10 minuti giusti sarà in collegamento dal municipio di Verona qui sul canale 18 per fare il punto della situazione, per farci capire in modo più preciso cosa è successo. Intanto ve lo diciamo noi cosa è successo, anche se mancano ancora molti tasselli di questo puzzle. Possiamo dire che sono state oltre 400 le richieste di soccorso pervenute alle sale operative di Verona, Vicenza e Padova dei Vigili del Fuoco. Partiamo da Verona, eseguiti dal pomeriggio, ricordiamo la perturbazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. 174 interventi di soccorso a Verona per allagamenti, rimozione di elementi, piante, rami e elementi pericolanti. Rimangono da evadere 65 interventi. Il dispositivo di soccorso del comando è stato rinforzato col personale proveniente dai comuni limitrofi non interessati dal maltempo con i vigili del fuoco. Comuni principalmente interessati a Verona: Verona, San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazzise, Pescantina, Bussolengo, Sant'Ambrogio di Valpolicella. Abbiamo sentito le prime informazioni che arrivano dalla Valpolicella, gravissime, devastazione anche per il comparto agricolo. Vicenza, dalle 18:10 di ieri sono state evase 110 richieste di soccorso per i danni causati dal nubifragio. Sono in corso di svolgimento ancora 4 interventi per il maltempo, questo riguardava questa mattina. Comuni principalmente interessati: Vicenza, Montecchio Maggiore, San Vito di Leguzzano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Altavilla, Poiana Maggiore, Orgiano, Piovene Rocchette, Tiene, Marano, Caldogno, Monticello, Conteotto, Due Ville, Orgiano. Stando così le cose, Vicenza sembra essere l'area più colpita da quello che è avvenuto ieri pomeriggio. Ieri sera stiamo raccogliendo informazioni con i nostri giornalisti, ci stanno arrivando anche molti video. Se avete anche voi dei video potete inviarci al numero che vedete in sovrimpressione, cercheremo di mandarli in onda per far capire a tutti i telespettatori del Veneto cosa è successo. Padova, mancava Padova all'appello, perché anche nel Padovano si è sfogato il temporale chiamiamolo temporale, ma è molto riduttivo, di ieri sera dalle 19:10 di domenica, quindi vedete lo sfasamento orario vuol dire che si è spostato verso più o meno sud-est questo mostro di grandine e venti fortissimi. Sono state evase a Padova e provincia 105 richieste di soccorso per il maltempo, nessun intervento in coda, vuol dire che per i vigili del fuoco nel Padovano tutti gli interventi sono già stati portati a termine. Comuni principalmente interessati: Pernumia, Villafranca, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto e Rubano. Saletto fa parte del comune di nuovo comune appena nato nella Bassa Padovana, e Rubano. Questi erano i comuni, sono una ventina, forse di più, una 25 i comuni in tutto il Veneto coinvolti in modo pesante da rami caduti, allagamenti, grandinate fortissime. Quello che è successo all'agricoltura non possiamo ancora saperlo, possiamo solo farci un'idea vedendo quello che è successo, quello che abbiamo raccolto. Vi facciamo vedere, per esempio, finché non inizia la conferenza stampa di Zaia, che ricordiamo sarà qui e anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina reteveneta.it per chi fosse fuori regione. Questi sono dei vigneti, ci vuole un po' per riconoscerli come vigneti, ma vedete la furia del vento cosa ha causato. Questo dovrebbe essere provincia di Verona. Immaginate cosa può aver subito in questi giorni di vendemmia il settore agricolo con una botta simile. Immaginiamo la disperazione degli agricoltori oltre a quella dei residenti. Torniamo in studio grazie alla regia di Fabio Verin, che come sempre in questi casi ci segue facendovi vedere le cose che noi vediamo qui sul nostro computer. Questa è una grandinata, siamo in centro a Verona qui. Ecco.
Immaginate cos'è successo per depositare una coltre, sembra neve, sembra una nevicata, una coltre bianca di alcuni centimetri in centro a Verona. Naturalmente lì sotto c'è anche acqua, che l'acqua correva in città, abbiamo visto delle immagini spaventose, anche quelle che avete visto nella nostra copertina di inizio edizione straordinaria. Anche questa è un'altra immagine incredibile davvero, da quello che è successo, secondo alcuni paragonabile, se non per vastità di territorio colpito, ma per danni a quello che ha fatto Vaia. Capiremo poi, ci dirà il Presidente della Regione, se effettivamente queste prime supposizioni da parte di residenti, per testimoni, persone che hanno visto quel che è successo, siano vere o meno. Anche questa è un'altra immagine, questa è poco dopo il disastro, sempre Verona. Guardate cosa c'era per terra, per le strade veronesi, e almeno al momento ci pare di capire che non ci siano feriti, non ci siano situazioni gravi di questo tipo, quindi ancora una volta qualcuno ci ha messo una mano, come si suol dire, perché il fatto che nessuno sia rimasto ferito in un disastro simile qualcosa vuol dire. Vi facciamo vedere anche questa foto, perché fra le cose che sono successe ci sono stati centinaia, forse migliaia di alberi caduti in tutto il Veneto. Qui siamo a Verona, immaginate, cade un albero simile in città, in piena città. Insomma, il disastro è sempre dietro l'angolo. Questo ha fortunatamente solo distrutto una recinzione e pare investito alcune auto. E ancora adesso noi teniamo sempre d'occhio l'arrivo di Zaia in diretta qui, ma vediamo che non è ancora arrivato, non abbiamo ancora il collegamento, quindi diamo un'altra occhiata, anzi diamo un occhio all'ANSA, vediamo cosa dicono. L'ANSA ci dice che proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal forte nubifragio che era interessato a parte del Veneto, Verona, Vicenza e Padova. Non ci sono informazioni per ora supplementari rispetto a quello che vi abbiamo detto prima, quindi teniamo d'occhio tutte le fonti di notizie per farvi capire esattamente cosa è capitato nelle ultime ore. Ieri sera in Veneto, fra un po' dovrebbero arrivare anche i dati dell'ARPAV sui quali noi ci basiamo per fare il punto proprio tecnico di quello che è successo. I primi dati sono quelli che riguardano i cosiddetti estremi, ve li facciamo vedere anche qui. Comunque temperatura massima, minima di ieri. In realtà la cosa interessante è un vento velocità massima addirittura 85 km all'ora a Bardolino, sempre nel Veronese, vedete la mappa. Precipitazione cumulata massima 68 mm, calcolate che è durato davvero pochissimo il nubifragio di ieri, il fortunale, e quindi 68 mm in una manciata di minuti sono un evento davvero difficile da gestire. È successo a Campagna Lupia, Valle Averto. Quindi queste erano le notizie ufficiali dell'ARPAV. Fra un po' arriveranno anche tutti i dati di ieri, tutti i riassunti su quello che il meteo ha combinato in Veneto nelle scorse ore. Vediamo che Zaia non è ancora arrivato, probabilmente c'è qualche piccolo problema organizzativo, anche perché Verona magari oggi non è proprio un luogo in cui sia facile e agevole muoversi dopo quello che è successo. Ricordiamo solo pochissimi giorni fa, un evento molto simile, magari meno vento, però tanta pioggia, si è sfogato sulla Pedemontana e sulla Val Brenta. Abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini delle colate di fango che scendevano dai versanti che danno sulla Val Brenta, Solagna, Pove, gli stessi comuni, le stesse località del comune di Val Brenta, Bassano, Romano de Zelino, tutte zone investite da colate di fango, investite da allagamenti improvvisi, sottopassi allagati, danni per milioni di euro ancora in via di valutazione, famiglie che si sono trovate 20-30 cm di fango in casa, gente che si è salvata
per il rotto della cuffia, scappando dai cancelli ancora aperti, investiti dall'acqua. Quindi un Veneto che ogni 2-3 settimane si ritrova nell'occhio del ciclone, verrebbe da dire, visto il tema di cui stiamo parlando anche oggi. Eravamo qui in diretta in edizione straordinaria l'ultima volta a farvi vedere cosa stava succedendo. Oggi siamo in diretta in edizione straordinaria qualche ora dopo il nubifragio, ma le cose che stiamo raccogliendo sono comunque impressionanti dal punto di vista proprio degli effetti di quello che è successo. Allora, vediamo se riusciamo a farvi vedere anche qualche video, perché nel frattempo, chiedo sì, di regia, vedete, questo è Verona. Questo è Verona ieri, il bianco è grandine e sotto c'è acqua che corre. Vi lasciamo vedere questo video per qualche istante, perché è molto, molto interessante, ci fa capire davvero cosa è successo. Possiamo immaginare i sentimenti, i timori, la paura delle persone coinvolte in queste situazioni, nubifragi, torrenti di acqua e grandine nelle strade. Era da molto che a Verona non succedeva qualcosa di simile, e tra l'altro non abbiamo nominato Belluno, ma non perché sia meno importante, semplicemente perché non era stato inserito nel novero degli interventi dei Vigili del Fuoco più recenti. Questa è la solita, è un peccato chiamarla solita, ma purtroppo è così, colata di fango ad Acquabona sulla strada statale Alemagna, poco prima di Cortina. Ogni tanto viene giù e porta giù tutto quello che si vede da sopra. Vedete, questo è Belluno, sì. Avevamo anche le immagini. Questa è la colata, questo siamo ancora a Belluno, vedete poi l'Alemagna chiude, la gente resta in fila, turisti che sono costretti a fare magari giri lunghissimi o ad aspettare, e questo purtroppo succede con regolarità allarmante. C'è poco o pochissimo da fare a Belluno, a Cortina, quando succede tutto ciò, perché l'acqua scende. Si è parlato di addirittura gallerie del bypass, di spostamenti della statale Alemagna. La situazione è molto complicata e c'è da capire, in ottica delle grandi manifestazioni sportive dei prossimi anni, se si riuscirà a risolvere questa situazione. Dovremmo avere anche delle immagini relative al maltempo di Padova. Chiediamo in regia se sono già pronte, se possiamo farle girare. No, crediamo che ancora non siano. Sì, eccole qua. Sono state confezionate dalla nostra redazione padovana, raccolte, un po' inviate dai telespettatori, un po' raccolte sui social, perché un po' la fortuna di questi giorni è che tantissime persone hanno postato, è stato possibile capire quello che stava accadendo in diretta. Guardate che vento fortissimo, si è parlato dei famosi venti di discesa, e quindi poi sarebbe molto interessante avere un meteorologo, qualcuno di esperto che ci dica cosa è successo. Questa dovrebbe essere la bassa padovana, perché sappiamo che a Monselice c'è stata una situazione molto, molto particolare di strade allagate. Vediamo, insomma, parecchi centimetri d'acqua un po' dappertutto. Questo è successo in una fascia un po' strana, che ha preso sia l'alta sia la bassa padovana, come se si fosse diviso a metà l'ondata di maltempo, e avesse un po' risparmiato il capoluogo provinciale, investendo invece in pieno l'alta. Abbiamo visto San Pietro Ingù, Fontaniva, e la bassa Borgo Veneto, Montagnana,
Montagnana già colpita varie volte, anche nei giorni scorsi, da allagamenti, si era allagato il Vallo, Monselice, anche molto raro perché Monselice non è un luogo soggetto a problemi di questo tipo di solito, quindi anzi ribadiamo, se avete video, informazioni, approfondimenti rispetto a quello che stiamo dicendo noi qui ora, fatecelo sapere, perché è molto, molto importante fare il punto della situazione con chi ha vissuto sulla propria pelle, sul posto, i disastri delle scorse ore. Allora andiamo avanti, cerchiamo di capire adesso innanzitutto quando comincerà la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Vediamo se qualcuno di voi ci ha girato già qualcosa, ma vediamo che cominciano ora a arrivare le informazioni anche da voi telespettatori, che ci siete sempre davvero utilissimi quando è il momento di andare alla ricerca di informazioni, video e novità su quello che è successo. Allora, mentre noi guardiamo, diamo un'occhiata se Zaia ha già iniziato o se si sono già collegati il suo staff della comunicazione. Vi ricordiamo, siamo in diretta, in edizione straordinaria, perché nel pomeriggio di ieri, annunciato abbondantemente, si è scaricato sul Veneto un nubifragio di proporzioni molto, molto, molto gravi e molto raro anche come evento, perché Verona insomma era da molto che non veniva colpita. Verona invasa da grandine, acqua, alberi caduti, danni incalcolabili, danni immensi anche all'agricoltura. La Valpolicella in ginocchio, abbiamo visto poco fa le immagini dei vigneti semplicemente spazzati via dalla violenza del vento. La perturbazione poi si è spostata sul Vicentino, ha colpito di striscio l'altopiano, causando solo piogge, causando qualche grattacapo a chi stava scendendo dalla giornata di festa in altopiano, ma senza portare poi danni. Invece danni grossi, grandine sul Vicentino, meno danni sulla Pedemontana. Pare che questa volta la Pedemontana, almeno dalle nostre informazioni, abbiamo appena sentito i vigili del fuoco di Bassano che ci confermano di non aver fatto praticamente nessun intervento qui. Poi sicuramente sono stati mandati in supporto alle altre aree del Vicentino fortemente colpite, ma su Bassano e limitrofi non ci sono stati problemi. Poi il nubifragio temporale si è sfogato ancora sul Padovano ed è andato esaurendosi verso il mare. Quindi molti problemi per Verona, Vicenza, dicevamo, e Padova, meno problemi per le altre province. Belluno colpito molto duramente, però con situazioni gravi solo ad Acquabona, sulla statale Alemagna, a poca distanza da Cortina d'Ampezzo. Vediamo, ci mandano i nostri amici padovani. Vediamo un video di questo è un allevamento di cavalli in zona Arzergrande, ci risulta Polverara. Vedete, è stato letteralmente scoperchiato questo stallo per i cavalli. Pare che non siano rimaste ferite o uccise, che non siano stati feriti gli animali. Torniamo pure in studio, qua vi facciamo vedere, vedete, tutto espresso, tutto quello che ci arriva. Ribadiamo, anche voi, se avete informazioni, notizie, video, foto, qualcosa da raccontarci, contattateci tramite il numero che vedete, 340 321 8806, in sovraimpressione per farci sapere come avete vissuto, o se ci sono dei video che non abbiamo ancora visti. Ne sono arrivati centinaia, è praticamente impossibile vederli tutti, però è importante vedere il più possibile di quello che è successo. Vediamo un altro video, noi ve li facciamo vedere man mano che ci arrivano. Ecco un altro video, questo verticale, probabilmente arrivato dai social. Siamo sempre a Verona.
Siamo a Verona e questa è la violenza dell'acqua, della grandine, del vento, una situazione che non esitiamo a definire catastrofica davvero, che ha causato l'abbattimento di migliaia di piante. Altre situazioni, vento forte, quindi dobbiamo ancora avere ben chiaro il quadro della situazione, soprattutto perché sia successo tutto questo. Stiamo aspettando anche dall'ARPAV un eventuale punto tecnico della situazione. Guardate, cioè, era davvero impossibile vedere addirittura fuori dalle finestre. Questo forse è un altro punto di vista di un video che avevamo già visto prima. Vedete i semafori, quasi, cioè, il cestino, calcolate il cestino all'altezza uomo più o meno per poter gettare via i rifiuti. Immaginate quanto è grandinato per fare, vedete, i chicchi di dimensioni più che generose, quindi è comprensibile che sia stato poi distrutto anche il comparto agricolo della Valpolicella. Ma torniamo in studio, anche perché questi video poi arrivano, poi magari li vediamo nel corso della nostra diretta. Notizie di Luca Zaia non ne abbiamo ancora. Io do un'occhiata se è arrivato qualcosa dal meteo. Vediamo l'ARPAV, che è sempre molto immediato nelle comunicazioni. Diamo al volo un occhio al sito ARPAV. Non sono ancora le notizie dei giorni scorsi, quindi probabilmente si sta aspettando per capire bene cosa è successo. Questa è la mappa di oggi, vediamo che tutto è passato. Questa è la mappa ARPAV di adesso. Praticamente questa mattina alle 10 le temperature sono, vedete, queste sono le temperature odierne, 25-26 gradi, pare un po' calata ma non troppo, pareva che questa bordata di maltempo dovesse portarsi via completamente l'estate. Invece le temperature sono ancora mediamente abbastanza alte, vedremo se saliranno poi nel corso della giornata. Vediamo se ci sono strascichi nella precipitazione. No, vedete che tutte le precipitazioni sono ferme a zero, quindi quello che è arrivato ieri sera se n'è andato e ha portato via tutto, nel senso che quello che vedremo fra poco con le precipitazioni cumulative di ieri lo vedremo nei dati relativi al giorno di domenica. Quindi al momento questi sono i dati di oggi. Non ha più fatto pioggia nella notte da nessuna parte. Allora, dicevamo, siamo in edizione straordinaria, siamo in attesa delle prime parole ufficiali, perché prima Zaia ha parlato proprio al volo prima del suo sopralluogo in Verona e provincia in seguito ai gravissimi danni del maltempo. Siamo in attesa del suo punto stampa, sarebbe dovuto cominciare un quarto d'ora fa. Crediamo che ci sia qualche piccolo problema di natura logistica, magari per l'organizzazione, anche perché è stato organizzato tutto al volo. Zaia aveva fissato il suo punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera per parlare di coronavirus, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Poi quello che è successo ieri ha ribaltato completamente i piani ed è stata indetta una conferenza stampa alle 11:30 nel municipio di Verona. Non è ancora iniziata la conferenza stampa. Allora, a questo punto noi rimaniamo in attesa di Zaia, ma parliamo d'altro per qualche istante. Parliamo di coronavirus. L'altro tema di giornata sarebbe stato il tema principale della giornata se non ci fosse stato il nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Diamo un'occhiata assieme a quelli che sono i dati di questa mattina. Sono i dati freschi dell'azienda Zero della regione del Veneto. Allora, 83 casi positivi in più, sono un buon numero, si sta sempre in quota con i casi positivi in più, continuano ad arrivare casi in più e ancora una volta l'epicentro di tutto questo è Treviso. Treviso, 62 casi in più. Torniamo
torniamo perché vediamo, forse in diretta, chiedo alla regia se possono aiutarci. Quello di ieri è straordinario anche per la portata, la somma di... Io non ho il cavalletto, sono col monopiede, quindi non so. Allora torniamo, aspettiamo di capire cosa sta succedendo, è già iniziato il punto stampa, ma forse Zaia deve ancora arrivare. Per quel che abbiamo visto al volo sembrava il sindaco di Verona, quello che parlava. Adesso potremo essere più precisi nei prossimi istanti, perché non sappiamo nemmeno che dati darà Zaia quando arriverà, perché i numeri sono talmente grandi, i numeri di questa ennesima emergenza che ha investito il Veneto, che non possiamo nemmeno saperli ora. Quindi speriamo di capire da Luca Zaia. Poi sicuramente abbiamo visto c'era anche l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ormai vive in perenne stato di emergenza, anche lui, con tutte queste situazioni che si vengono a creare in Veneto. Era qui nella Pedemontana solo poche settimane fa, adesso è a Verona. A ogni nuova ondata di maltempo c'è da tremare e anche gli amministratori sono costretti a essere sempre sul territorio, parlare con sindaci, con persone che hanno perso tutto, che hanno avuto danni enormi. Proviamo a sentire se l'audio è positivo in questo momento, ma sono riversati contro le case oppure no, non è ancora. Sulle strade. Dicevo, da ieri sera si è messa in moto la macchina operativa, e qui ringraziamenti per partire del Presidente Zaia, la Protezione Civile, i dirigenti regionali, la nostra. No, si vede che è un pre-punto stampa in municipio a Verona. Dovrebbe essere cosa di pochi istanti. Abbiamo in questo momento i colleghi che stanno cercando di contattarci, ma siamo in diretta, sarebbe interessante essere in diretta con loro per capire cosa sta succedendo in municipio a Verona con questa conferenza stampa. Allora vi lasciamo fuori per qualche istante questa fotografia, vi facciamo vedere ancora, ribadiamo, questa foto è emblematica di quello che è successo, perché ci fa vedere i vigneti in teoria della Valpolicella colpiti dal maltempo, e siamo sicuri che questo sia valido sia nella Valpolicella sia per tutte le zone colpite in queste ore. Vigneti coricati, distrutti in un momento cruciale, siamo proprio all'inizio della vendemmia, e i danni altissimi, incalcolabili anche per questo settore d'eccellenza per l'enologia veneta. Sappiamo che Verona è una delle capitali del vino veneto, l'Amarone, la Valpolicella, e non sappiamo cosa potrà succedere alla produzione nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Non sappiamo neanche cosa sarà successo all'uva che era su questi filari fino al momento in cui il nubifragio si è abbattuto su questa zona come su altre zone. Allora, noi torniamo in studio, stiamo cercando di capire fra quanto arriverà Luca Zaia, cosa dirà Luca Zaia, di cosa si parlerà in questa conferenza stampa, perché naturalmente è stata organizzata a Verona, perché Verona è la città più colpita, ma in realtà i comuni investiti sono davvero tantissimi, la maggior parte sono nel Vicentino. Abbiamo visto in provincia di Vicenza, arriva qualche dato dall'ARPAV, si parla di maggiori accumuli di pioggia a Vicenza, Venezia e Padova. San Pietro in Cariano nel Veronese caduti 47 mm, a Vicenza sul monte Summano, quindi sopra Piovene e Rocchette, ne sono caduti addirittura 88. Punto massimo padovano, Galzignano con 64
millimetri. Il dato che abbiamo visto prima relativo alla zona del Garda con le raffiche più forti è superato dagli ultimi dati, raffiche fortissime a Verona con punte di 105 km all'ora, raffiche davvero incredibili. Vicenza 91 km all'ora le raffiche, Padova 79 km all'ora. Questi sono i dati che la nostra redazione di Padova ha raccolto telefonicamente con l'ARPA per fare il punto della situazione. Andiamo da Zaia adesso. Grazie, buongiorno a tutti. Io ve la farò breve, ci siamo sentiti col sindaco più volte, l'assessore Bottacin che è qui con me, che mi segue sempre in queste vicende, essendo responsabile della protezione civile. Voi sapete che ieri sera in comune c'è stata l'assessore De Berti. Allora io, come accade di solito, vado in sopralluogo perché la firma dello stato d'emergenza, la firma che ho fatto io, è una firma di responsabilità e la si fa solo quando ci sono ovviamente gli elementi per dichiararlo. E al di là della, come si può dire, dello stato d'animo del momento, se ti cade un albero sul giardino o altre robe, uno deve dire ma ci sono effettivamente i presupposti. Bene, a Verona ci sono effettivamente i presupposti. Questa è una tragedia paragonabile, anche se su altra scala, anche perché ricordiamo la macchia di leopardo nella città è paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Vaia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta e altre, l'acqua alta, insomma non interessa tutta la città, ma le parti interessate della città sono devastate. Siamo stati stamattina in sopralluogo a vedere i danni assieme a voi, fra l'altro, sono danni ingenti. Ho visto tanti cittadini con le lacrime agli occhi, ma sempre con le maniche su, a spalare, a pulire, e questo ne viene fuori ancora una volta. Il sindaco prima parlava dei veronesi e degli attacchi, penso che la miglior risposta siano le palle che hanno i nostri cittadini, che hanno dimostrato di prendere subito di petto il problema e iniziare le pulizie. Non ho visto gente lì seduta a guardare e ad aspettare qualcuno che venisse a fare le pulizie. Insomma, un quadro che ho già visto, la dichiarazione dello stato d'emergenza, lo diciamo per chi vi leggerà o seguirà tramite i vostri servizi, funziona in maniera molto semplice. Tutti i comuni hanno, nel momento in cui viene dichiarato lo stato d'emergenza e sono previsti i comuni, vi ricordo che oltre a Verona e il Veronese, che ha 4 o 5 comuni, poi c'è stata la provincia di Padova, Vicenza e anche 3 comuni della provincia di Belluno, però Verona nella fattispecie è l'epicentro di tutto questo problema. Ecco, i cittadini residenti dovranno fare una sorta di elenco delle spese e dei danni, si faranno aiutare magari da un tecnico, da un professionista se non sono in grado di quantificarlo, in maniera molto semplice. L'amministrazione comunale preparerà dei moduli da compilare, faremo la raccolta di tutte queste richieste e prepareremo il pacchetto di richiesta danni. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri. Le telefonate sono gradite, le telefonate sono un grande segnale di vicinanza. Il Presidente Mattarella peraltro non manca mai di farsi sentire quando ci sono guai in Veneto, e quindi lo ringrazio anch'io per questa sua vicinanza. Mi ha chiamato la Presidente Casellati ieri sera, appena dopo la tragedia, i colleghi Presidenti di Regione, non sto qui ad elencarvi, il Ministro Annunziata, e poi chi mi ha chiamato ancora? Poi altri, adesso mi vengono in mente così, vi dico quelli che mi ricordo. E mi perdoneranno tutti gli altri che non ho citato. Io dico solo una cosa, un ringraziamento particolare ai volontari. La Regione ha attivato la protezione civile, sono arrivate squadre da Rodigino, quindi dalla provincia di Rovigo, squadre dalla provincia di Vicenza e Padova, e i volontari, li vedete lì, sono attivi, sono quelli che avete incrociato e incrocerete
per le vie di Verona o alle Torricelle, lì li trovate proprio tutti, e penso che sia ancora una volta la dimostrazione di un popolo che ha una civiltà estrema. Vi ricordo che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Se non ci fossero i volontari, se non ci fosse la protezione civile, tutti i volontari in generale, gli alpini, i carabinieri e tutti coloro che fanno volontariato, queste tragedie si affronterebbero con molte più difficoltà. Io non aggiungo altro, dico ai cittadini di fare documentazione fotografica, fare in modo di far foto dei danni che hanno avuto, di cercare di fare un inventario che sia anche ben visibile e ben documentato. Dopodiché spetterà a noi fare in modo di portare a casa risorse. Grazie. Io prima di passare alle eventuali domande, comunicazioni di servizio, non so, mi ricordo, se l'ho detto prima, ho chiamato già ieri sera un'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi gioco, perché evidentemente ho chiamato ieri sera l'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi giochi, perché evidentemente ci sono delle situazioni di pericolo e quindi già stiamo mappando le varie zone problematiche nel territorio della città. Il parco giochi ovviamente sono chiusi, perché dobbiamo verificare anche lo stato all'interno, possiamo permetterci che i nostri bimbi siano in situazioni di pericolo. Faremo la comunicazione di cui parlava il Presidente adesso, cioè di quello che serve dal punto di vista amministrativo per poter accedere, poi richiedere poi quelli che sono i ristori e i risarcimenti. Una particolare attenzione, perché stiamo mappando con l'aiuto dei vigili del fuoco, della nostra protezione civile, le zone sensibili dove ci sono degli alberi e dei visu paesi pericolanti, però evidentemente in una situazione di questo tipo stamattina abbiamo fatto prestissimo un'unione operativa, ho dato a disposizione di ripulire completamente la città e di verificare anche lo stato delle varie alberature, sia quelle che palesemente sono in una situazione critica, ma anche sono di quelle che potrebbero guardandole non essere. Chiudo anch'io ringraziando veramente tutti i volontari che sono intervenuti da ogni parte del Veneto, da Verona, e anche quei singoli, devo dire, cittadini che ieri sera in alcune zone della città si sono messi a disposizione per dare una mano. Se la città oggi in tante parti è ritornata in tempi rapidissimi come era prima della situazione straordinaria che si è verificata ieri, anche grazie all'intervento di tanti volontari e di tante persone che hanno dato una mano. Volevo dire, no scusatevi, poi non voglio sia una dimenticanza, ma l'ho detto più volte questa mattina a voi, stiamo parlando anche del Veronese e dei danni del Valpolicella, che non sono danni irrilevanti, avete visto tutti immagini o filmati dei vigneti rasi al suolo, e penso che anche questa sia un'ulteriore ferita a questo territorio, quindi anche su quel fronte come AVEPA ci stiamo muovendo, perché AVEPA è la realtà che si occupa dell'agricoltura come Regione del Veneto, si sta muovendo anche su questo fronte. Grazie. Se ci sono domande ragazzi, se no andiamo via che abbiamo da lavorare. Posso? No, rispetto ha parlato che il governo dichiara lo stato di calamità, avete interloquito con il ministro di Inca, avete qualche anticipazione in questo senso? Allora, ho parlato, mi ha chiamato, l'ho sentito ieri e poi ci siamo risentiti stamattina, e poi soprattutto ieri con la Presidente Casellati, che penso che abbia dato la medesima disponibilità anche al Presidente Zaia. Io ve lo dico, cioè, su questa situazione che si è verificata nella nostra città so di avere neanche a mio fianco davanti il Presidente, perché oggettivamente la situazione che si è verificata ieri non può non dare, il governo non può non dare delle risposte alla città di Verona, perché l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di sicuro. Quindi guardate, io prima non vi ho dato dei dati, ma banalmente su Palazzo Barbieri nel mio piano sono esplosi i vetri, tutti, e abbiamo decine e decine di palline semaforiche non funzionanti, abbiamo centinaia di segnaletiche verticali che sono state divente, abbiamo danni che adesso stiamo quantificando, al di là di quelle che sono le richieste a cui il governo dovrà dare una risposta ai singoli cittadini, ma io ricordo sempre che l'amministrazione pubblica e il Comune di Verona è anch'essa i cittadini, perché noi siamo la nostra segnaletica, siamo le nostre scuole, siamo i nostri giardini, siamo i nostri alberi, siamo i nostri semafori, siamo tutti noi. E quindi su questo, ripeto,
Ringrazio il Presidente perché la sua presenza oggi qui immediatamente, il suo intervento di ieri non era né scontato, ma sapevo che potevo far conto e so che potrò far conto anche nelle prossime settimane, perché questa volta più di tutte le altre volte la città è veramente in difficoltà. Volevo dire per correttezza, anche perché l'avevo dimenticato, ieri sera, penso dopo un'ora dalla tragedia, ho parlato direttamente con Angelo Borrelli, che è il capo della Protezione Civile Nazionale, e oltre a garantirmi il totale sostegno e aiuto su questo fronte, mi ha anche detto che aveva già informato anche il Presidente del Consiglio su questa partita, quindi è bene dire che il governo è informato ai massimi livelli. Prego. No, c'è anche Roccapietro e Valle di Cadore. Sì, ma guardate, noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Roccapietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo, che sono i detriti di Acquabona, per capirci. E poi abbiamo la provincia di Verona con Verona, Castelnuovo del Garda, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano e Pastrengo. Poi la provincia di Padova, che vi dico ne ha veramente tanti, Padova, Gazzo, Limena, Vigo d'Arzere, insomma sono una ventina di comuni o forse di più, e poi la provincia di Vicenza con Vicenza, Bolzano Vicentino, anche qui una decina di comuni, 2 ville, Camisano Vicentino. Questa è l'ordinanza che ho firmato, quindi lo stato di emergenza, che poi vi diamo, avete la distinta. Ovviamente i comuni che non sono in questa distinta e hanno avuto danni considerino lo stato di emergenza aperto, come funziona sempre, onde evitare che non ci sia qualcuno che dice ma Zaia si è dimenticato. Non ci siamo dimenticati, a fare le robe veloci si fa così e funziona sempre così, cioè lo stato di emergenza resta aperto. Se avete le 2 domande, se ci sono per me, perché poi io devo scappare, ragazzi. Volevo capire se la Regione può fare uno stanziamento emergenziale subito, come per domani mattina abbiamo giunta e facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze. Ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo, ma vogliamo dare un segnale. Dopodiché qua ci vogliono risorse. Prego? Beh, ne parliamo in giunta domani mattina, non sono in grado di dirti adesso. Una domanda velocissima, anche se è presto, una prima stima dei danni anche solo spannometrica. Guarda, questa è una domanda ricorrente sempre e capisco anche la vostra esigenza. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce l'asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città, è fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Cioè, per me il Falzarego piuttosto che Acquabona, Roccapietore, i danni del Padovano vanno tutti in questa contabilità, partendo da Verona che è l'epicentro di questo cataclisma. Io vi saluto ragazzi, grazie. Solo una roba sul Covid. Sapete che Spalazzani ci ha validato il tampone rapido, quindi questa è la notizia del giorno. Vi do altre 2 notizie veloci. Noi abbiamo 2048 positivi in questo momento su 6.500, dai, facciamo un conto tondo, isolati. 2048 positivi, dei quali 81 sintomatici. Perché vi dico questo? Perché conferma ancora una volta quello che sto dicendo, al di là che qualcuno dica che abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali non sono pieni, abbiamo 6 persone in terapia intensiva in tutto il Veneto. Peraltro potrei cominciare da Padova dicendovi che la bimba di 5 anni è un Covid positiva, ma è lì per altre patologie acclarate e accertate che non c'entrano niente con il Covid, con la sua positività. Abbiamo un altro Covid in terapia intensiva a Padova che è un infartuato ed è in terapia intensiva perché è infartuato, non per il Covid, e poi abbiamo un signore di 92 anni in terapia intensiva. Dei 6 ve ne ho detti solo 3, se volete vi dico tutti 6. Scusami, perché vi dico questo dato? Perché noi abbiamo 120 persone in tutti gli ospedali del Veneto, siamo passati da 2.400 persone a 120, e 6 persone in terapia intensiva. Abbiamo 2.048 persone positive in questo momento,
solo 81 sintomatiche. Allora si sta vedendo un fenomeno che è strano, siamo passati in 10 giorni dal 7% di sintomatici sui positivi a questa mattina al 3,9%, cioè stanno diminuendo anche in percentuale i sintomatici sui positivi. C'è un virus strano, dà positività in assenza di sintomi. Ci stiamo avvicinando a un'immunità generale, non ve lo so dire, questo lo dovete chiedere agli scienziati. È un virus che è mutato, non ve lo so dire. Sono le condizioni atmosferiche e climatiche diverse, non ve lo so dire. Io so che non ho gli ospedali in emergenza e ho pochi sintomatici, il 3,9% oggi, su tutti i positivi che ho, che puntualmente si negativizzano nel giro di 10-15 giorni. Scusami Milva. Lo Spallanzani, guardate, noi siamo stati i primi a livello nazionale, se non anche europeo, a parlare dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli di Treviso ha iniziato a sperimentare i tamponi coreani. Vi ricordate? Dicevano, una fantasia, sta roba non funziona. Beh, adesso, se 4 mesi fa c'erano solo i coreani, adesso sono almeno 10 multinazionali che fanno tamponi rapidi. Capite che cambia il mondo dello screening? Cioè il tampone rapido è quello che ci permette di fare il test agli aeroporti in tempo reale, con una validazione importante, perché se il tampone rapido viene confermato, come è stato confermato, efficace, noi riusciamo a essere molto più performanti. Cioè lo scenario che abbiamo tutti di marzo 2020, aprile 2020 o febbraio, nel quale siamo andati anche in tilt in alcuni momenti, no? Non riuscivamo a dare gli esiti perché erano tanti tamponi e la capacità di processazione era limitata. Immaginate se noi avessimo avuto i tamponi rapidi, che in 3 minuti, mi rovino 7 minuti, ma in 3 minuti già si vede la stringa, 7 minuti proprio per dire buttalo via che sei negativo o sei positivo, ecco, in 3, 7 minuti, 10 minuti hai il risultato in strada. La letteratura scientifica dice a livello internazionale che il tampone rapido funziona, ci insegna anche un'altra cosa, che il tampone rapido funziona bene se viene fatto sul fresco, cioè bisogna fare il tampone, non metterselo in valigetta e dire beh dopo li valido in ufficio, bisogna farli al momento, cioè mettere il reattivo e farli subito, sul fresco. Tampone inteso come test? No, è antigenico, quindi sull'antigene è un tampone, si infila nelle 2 narici in gola, anzi prima in gola e poi le 2 narici, e poi si fa subito la reazione. Però on the road, questo non va in laboratorio, lo fai dove ti trovi. Ed è esattamente quello che facciamo in aeroporto. Sì, su richiesta del Veneto, potete scrivere su richiesta del... Sì, ho scritto io la lettera. Sì, sì. Ma questa sapete è una grande novità, perché come piano di sanità pubblica ci permette di andare a Falange Macedone a passare e ad accerchiare il virus qualora ci fosse. Pensate, un focolaio, un condominio che c'è un positivo, in mezz'ora passi tutto il condominio, prima ci volevano giorni per sapere se erano positivi, negativi, com'erano. Cambia il mondo. Ovvio è che è un mondo in evoluzione e noi continuiamo a seguire questo. Guardate, io stamattina avevo una videoconferenza con i direttori, l'ho rimandata, la farò oggi pomeriggio, ma sto tornando, diciamo, a tempo pieno su Marghera, perché è giusto essere sul pezzo di sta roba. Velocissima, acqua buona, sì. È un investimento milionario anche dell'ANAS, sono anni che si aspetta che arriva la prima pioggia, per quanto straordinario. Sì, è un cantiere ANAS quello, non è della regione. No, appunto è dell'ANAS, ma vuol dire che non basta l'impegno. Neanche a livello Votazione all'esperto di sta roba. Non sono esperto, io sono stato ieri sera in contatto col sindaco e quindi per noi ieri sera l'epicentro della mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto con i vigili del fuoco di Belluno. E da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco quello che mi è stato detto, si è riempito il bastone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti e poi riaperta grazie agli interventi immediati dei vigili del fuoco di Cortina e poi quelli di Pieve di Cadore, e poi è stata riaperta dopo il senso di circolazione. So che ANAS, però ripeto, riferisco, stava facendo dei lavori di pulizia e svuotamento dei bastoni, però più di questo io non so, perché lì è un intervento ANAS che non ha coinvolto la regione né dal punto di vista progettuale né da nessun altro punto di vista. Sì, ringrazio i vigili del fuoco che sono sempre...
cade un albero, loro ci sono già. A volte mi viene anche il dubbio, nel senso che sono veramente efficienti e li ringrazio perché il loro capo nazionale, l'ingegner Dattilo, ha chiamato subito, mi ha contattato subito, quindi approfitto anche per ringraziare l'ingegner Dattilo. Grazie e buongiorno. Io vi lascio col sindaco, con tutti. Prego. No, perché se domande col sindaco, sempre. Ciao, arrivederci, buongiorno. Questa era la conferenza stampa proprio al volo di Luca Zaia. Il Presidente della Regione ha fatto un sopralluogo a Verona, la città più colpita dal maltempo delle scorse ore. Noi teniamo d'occhio comunque cosa sta succedendo nella sede della conferenza stampa in municipio a Verona, ma vediamo che Zaia se n'è andato. Abbiamo sentito che doveva andare a Marghera, comunque nella sede della protezione civile a Venezia, perché il coronavirus comunque non si ferma di fronte a un'emergenza maltempo. Quindi abbiamo sentito le novità, poi torniamo su tutti questi argomenti, ma ora facciamo una breve pausa. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra edizione straordinaria. Siamo qui a Focus TG per informarvi su quello che è successo in Veneto nelle ultime ore, quando una perturbazione violentissima si è scaricata su Verona, Vicenza, Padova, causando danni enormi. Abbiamo sentito le parole del Presidente Luca Zaia in municipio a Verona per fare il punto della situazione, poi andremo ad approfondire anche questi temi. Nel frattempo cominciano ad arrivare tutte le comunicazioni da parte degli enti, delle associazioni di categoria coinvolte. Coldiretti dice milioni di euro di danni nei campi del Veneto. Summit in Coldiretti a Verona questa mattina per la conta dei danni alle campagne dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nel cuore della città ma che non ha risparmiato vigneti e frutteti dell'immediata periferia. La furia del maltempo ha devastato perfino le reti antigrandine, atterrando coltivazioni e sradicando viti con grappoli pronti alla vendemmia. Quindi questo ci dice Coldiretti. La violenza delle precipitazioni è stata tale da distruggere addirittura le reti antigrandine. Nel Padovano colpite sia l'area della bassa che la zona dell'alta, fa sapere Coldiretti, che sta raccogliendo tutte le informazioni dai propri associati per fare il punto della situazione. Si segnalano serre distrutte e annessi rustici scoperchiati, salvi, cavalli e animali nelle stalle rovinate da grandine e dalle raffiche di vento. La coda della tromba d'aria ha investito oltre a Padova anche Vicenza e Rovigo, seppur in maniera minore per quanto riguarda naturalmente l'agricoltura, creando disagi nei centri urbani dove si registrano alberi caduti e allagamenti lungo le strade. Frane nel Brunese, in un territorio già fragile provato dalle calamità naturali. Noi le frane ve le abbiamo fatte vedere poco fa. L'ultima perturbazione di agosto ha colpito a macchia di leopardo il nord Italia, facendo salire il conto dei danni a livello nazionale, evidenzia Coldiretti, in un mese segnato già da 5 grandinate e bombe d'acqua ogni giorno lungo la penisola, secondo un'analisi dell'associazione su dati che in poche decine, dati che fanno un po' il punto complessivo, siamo a livello nazionale, in poche decine di minuti distrutto un intero anno di lavoro degli agricoltori. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza, dice Coldiretti, alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e rapido passaggio dal sole al maltempo. Questo è quello che abbiamo visto nelle scorse ore, chicchi di grandine enormi, addirittura frastagliati nelle loro forme, quindi in grado di tagliare, distruggere qualsiasi cosa, vigneti, frutteti, quello che toccano cadendo a terra con grande violenza. Perturbazioni rapidissime che si spostano e si scaricano nel giro di pochi minuti, da quando arriva l'allarme a quando il danno è ormai fatto, il tempo è davvero brevissimo. Costi
Costi nazionali, ci fanno sapere da Coldiretti, 14 miliardi di euro in un decennio per l'agricoltura italiana, tra perdite di produzione agricola nazionale, danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. A proposito di questo è arrivata una comunicazione dell'Ordine dei Geologi del Veneto, di cui parleremo fra pochissimo, e Coldiretti parla appunto di pericolo idrogeologico. Cercheremo di metterci in contatto con l'Ordine dei Geologi del Veneto per sentire cosa ne pensano loro di questo allarme. Un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono, con il risultato che sono saliti a 7.252 i comuni italiani, 91,3% del totale, quindi immaginate la percentuale altissima, che sono a rischio frane o alluvioni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati ISPRA. Una situazione aggravata dal fatto che il territorio italiano è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono, con la perdita negli ultimi 25 anni di oltre un quarto della superficie agricola utilizzabile in tutto il paese. Si parla al momento di 12,8 milioni di ettari coltivabili, secondo Coldiretti. Questo era un comunicato appena arrivato dall'associazione di categoria, quindi un quadro a tinte davvero molto molto fosche, quindi danni enormi. Cercheremo di capire quanti danni. I geologi del Veneto invece ci dicono: cambiamenti climatici, consumo del suolo e conseguenze sul territorio, sempre più urgente la prevenzione. Quindi per i geologi i cambiamenti climatici e il consumo di suolo, tutto quello che sta succedendo messo insieme rende urgente un modo diverso di prevenire. Sentiremo poi, dovremmo avere fra poco al telefono la Presidente Tatiana Bartolomei, con la quale faremo il punto della situazione. Prima di andare avanti però chiediamo alla regia di farci vedere il servizio che la nostra redazione di Padova ha confezionato sul maltempo di domenica. È un primo sunto di quanto è accaduto. Siamo riusciti a mettere in sicurezza velocemente, nonostante la tromba d'aria passata avesse piegato con la sua forza la recinzione. Non resta niente del tetto di questo maneggio a Bovolenta. Le raffiche fortissime che hanno spazzato la zona sud di Padova hanno causato anche questo. Sono stati 105 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Padova. Alberi sulle strade nell'Alta Padovana, Cittadella, Villafranca, San Pietro in Gu, Fontaniva. Un grosso ramo è caduto anche lungo la strada Valsugana a San Giorgio in Bosco. Alberi sradicati anche a Limena, questo in via Fornace e San Giorgio delle Pertiche. Spostandoci a sud, un ramo di grosse dimensioni è caduto sul cavalcavia che porta la Valdastico Sud a Borgo Veneto. Pochi i danni a Padova, città dove la situazione è stata di fatto sempre sotto controllo. Qualche chicco di grandine, ma il violento temporale che ha devastato la città di Verona ha sostanzialmente risparmiato i Colli Euganei e il Conselvano, dove si sta per entrare nel vivo della vendemmia. Questo era il servizio dalla nostra redazione padovana e appunto, visto che parliamo di Padova, siamo già al volo in collegamento con Chiara Gaiani. Chiara, grazie per questo collegamento. Facciamo prima il punto relativo al maltempo, perché Padova è stata investita in modo molto pesante. Abbiamo appena visto il tuo servizio, ma dal servizio a insomma il punto con un giornalista che ha seguito tutta la vicenda è meglio sempre il secondo. Quindi raccontaci quello che hai visto, quello che hai saputo in questi ultimi minuti. Beh, allora, come raccontavo nel servizio, sono stati un centinaio circa gli interventi di Vigili del Fuoco in tutta la provincia. Questa mattina ne erano rimasti molto pochi. Un intervento a Cittadella per un albero caduto e un altro sempre nella zona dell'Alta Padovana.
Per fortuna a Padova, nonostante siano cadute delle quantità d'acqua importanti nella zona di Galzignano, quindi siamo sui Colli Euganei, sono caduti una 80 di millimetri durante il violentissimo temporale di ieri e si siano anche registrate delle raffiche di vento molto forti, niente di paragonabile a quanto accaduto a Verona, dove si sono toccate, pensate, delle punte di 105 km, ma stiamo parlando di circa 70 km orari nel Padovano. Ecco, nonostante questo, per fortuna abbiamo visto alcuni danni, ma non una situazione simile a quella che c'è stata nel Veronese, forse perché il Padovano in queste ore è stato graziato. Qui non è arrivata molta grandine, se non qualche chicco nella zona del Conselvano, e questo ha salvaguardato soprattutto le colture, perché la grande preoccupazione è ovviamente legata al settore agricolo, al settore primario, e sono giorni di vendemmia, tra l'altro con una raccolta con un'annata che si annuncia ottima da tanti punti di vista. Credo che veramente tutti gli agricoltori del Padovano stiano guardando con gli occhi al cielo, sperando che nei prossimi giorni, e questo dovrebbe accadere, non si ripetano situazioni simili a quelle di ieri. Sono in grado in questi minuti di farvi un focus su quello che è accaduto a Padova, perché abbiamo sentito l'assessore alla protezione civile, peraltro anche il vice sindaco adesso Andrea Michalizzi, che ci ha raccontato come in città siano caduti 55 mm di pioggia, ma per fortuna, grazie a lavori importanti sulle fognature della città, parliamo della zona nord, quella di Ponte di Brenta, ma anche in un'altra zona che tradizionalmente aveva dei grossi problemi in caso di forti temporali, come quella del Forcellini. Grazie a questa tipologia di lavori, che sono stati anche invasivi, importanti per la città, sostanzialmente non ci siano stati. Abbiamo perso Chiara, forse la ritroviamo, l'abbiamo persa. Succede con Skype, vediamo che connessione persa. Ecco, l'abbiamo riacciuffata. Ecco. Dicevamo, Chiara, ecco, stavamo chiudendo molta paura quindi, però insomma diciamo che abbiamo visto quello che è accaduto a Bovolenta, lo avete visto nel servizio, ma poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio, non che quello che è successo sia una barzelletta, ma poteva andare davvero molto peggio, non si registrano feriti, danni gravissimi naturalmente. Chiara, prima di lasciarti andare, qualcosa sul coronavirus, sull'emergenza, hai dei dati nuovi su Padova? Ci sono situazioni da tenere d'occhio a Padova? Beh, allora, come in tutto il Veneto sono iniziati proprio in queste ore i test sierologici sul personale della scuola, sono operativi circa il 60% dei medici di base, una cifra che probabilmente è andata anche aumentando in queste ultime ore. È possibile farlo nel pomeriggio in tutte le sedi dei distretti, previa prenotazione per il personale della scuola che non potesse recarsi presso i medici di base. La situazione continua a essere importante nel Padovano, dove sono oltre 1000 le persone che sono in isolamento domiciliare, anzi la quota 1000 è stata superata da qualche giorno. Dati recentissimi sinceramente di questa mattina non sono in grado di dirveli. Speriamo di riuscire a raccogliere la testimonianza di una giovanissima padovana rientrata da una vacanza di Ibiza e purtroppo rientrata positiva, che tra l'altro speriamo riesca anche a lanciare un appello su quanto sia importante effettuare i tamponi al rientro dai luoghi di vacanza e a rispettare le regole su questo fronte, quindi l'isolamento domiciliare quando necessario in attesa degli esiti, per evitare che il virus continui a girare. Allora, ringraziamo Chiara Gaiani per questo doppio punto meteo e coronavirus. Naturalmente, Chiara, se ci saranno novità, cronaca da Padova, situazioni rilevanti, non esitare a richiamarci, noi saremo in diretta in edizione straordinaria fino alle 13. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon lavoro a voi. A questo punto noi abbiamo sentito Padova, poi andremo a sentire anche le altre zone, però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo.
buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che è successo ancora una volta con il maltempo in Veneto, danni incalcolabili all'agricoltura, stanno ancora cercando di capire le associazioni di categoria con i loro associati che cos'è successo. Abbiamo visto danni in città, Verona in ginocchio, sommersa dalla grandine, dall'acqua, case allagate, negozi allagati, alberi caduti, crollati ovunque, quindi una Verona in grande difficoltà. Il maltempo poi corso, questa è una parola che si può usare perché è andato via con una velocità pazzesca verso Vicenza, dove ha fatto altrettanti danni, e si è esaurito sul Padovano, dove i danni sono relativi soprattutto all'agricoltura, alle colture. Ma ci arriva una foto, ad esempio, da un'associazione che ci fa vedere anche un altro come si può dire, un altro tema che sarà bene approfondire e trattare. Tantissimi uccelli, anche specie protette, come vediamo nella prima fotografia, uccisi o feriti gravemente dalla grandine. Date le dimensioni dei chicchi di grandine, sono caduti e hanno ucciso moltissimi animali. È un tema di cui non si parla sempre, ma in questo caso c'è chi si è premurato di farci arrivare in redazione delle fotografie, dei video allarmanti su quello che è successo. È naturalmente un tema di cui bisognerà occuparsi, poi naturalmente prima come si può dire, l'agricoltura, le persone, poi anche perché crediamo che ci sia già chi si sta occupando di questi animali selvatici protetti. Però anche questa è una notizia relativa all'ondata di maltempo delle scorse ore. Abbiamo visto Verona. Rifacciamo un po' il punto della situazione. Siamo in attesa di metterci in collegamento con l'ordine dei geologi del Veneto per parlare, per capire perché ogni volta che arriva un acquazzone più violento del solito il territorio va in crisi, va in difficoltà. Ovviamente, e questo ce l'hanno già detto i meteorologi svariate volte, una cosa è reggere l'urto di 20, 25, 30 mm di pioggia, una cosa è reggere l'urto di 60, 70 mm di pioggia con grandine e folate di vento oltre i 100 km/h, come quelle che l'ARPAV ha registrato a Verona e provincia. È ovvio che situazioni come queste non sono affrontabili con i mezzi a disposizione. Rossano Veneto è un esempio, si è salvato un quartiere, siamo nel Bassanese, nella Pedemontana, nell'ultimo acquazzone molto importante che c'è stato con una cinquantina, sessantina di millimetri, grazie all'apertura delle casse di espansione che hanno permesso di allagare un tratto di campagna, facendo in modo che l'acqua non andasse invece nelle case e in questo quartiere. Questa è una soluzione secondo molti, ma c'è da fare dell'altro. Secondo i geologi, i cambiamenti climatici, il consumo del suolo e le conseguenze sul territorio ci obbligano a vedere un nuovo modo di fare prevenzione. Siamo in attesa di metterci in collegamento con la Presidente Tatiana Bartolomei, che era qui con noi poco fa, si è scollegata perché comunque Skype in questi giorni di estremo utilizzo dei mezzi di comunicazione può zoppicare un po'. Abbiamo visto anche la nostra Chiara Gaiani pochi minuti fa è andata fuori rete per qualche istante e ci sta, vista la situazione, visto il momento. Noi abbiamo sentito Zaia prima, siamo in attesa della Presidente dei Geologi. Fra poco dovremo avere anche il punto della situazione, più che altro le conferme della situazione da parte dei nostri giornalisti anche a Bassano. E vediamo se qualcuno di voi ci ha inviato qualche fotografia, qualche video interessante. Naturalmente, scusate, sono tutti interessanti, ma di quelli che magari non abbiamo già fatto vedere o che non abbiamo già pubblicato. Vediamo se c'è qualcosa. Queste sono foto che ci arrivano da Verona, ma molti di voi ci mandano degli screenshot di pagine Facebook che naturalmente noi abbiamo già visto o
stiamo già raccogliendo. Quello che chiediamo ai nostri telespettatori è di avere il loro materiale, perché è importante, perché è fondamentale che i cittadini ci facciano vedere quello che vedono con i loro occhi sotto casa. Al momento i video sono più o meno quelli di prima, quindi attendiamo un attimo. Allora, dicevamo, la Presidente dell'Ordine dei Geologi, con un punto anche abbastanza duro, vi diamo un po' lettura di quello che ci hanno inviato in anteprima: il nubifragio di ieri sera, dicono i geologi del Veneto, e i conseguenti allagamenti che hanno colpito pesantemente le province di Verona, Vicenza e Padova hanno messo in risalto ancora una volta l'urgenza di lavorare sulla prevenzione idrogeologica. È il messaggio lanciato dall'Ordine dei Geologi del Veneto per bocca della Presidente Tatiana Bartolomei. I cambiamenti climatici, l'eccessivo consumo del suolo e le conseguenze sul territorio sono ancora una volta drammaticamente evidenti, fanno sapere i geologi. La situazione è venutasi a creare ieri, e qui è importante, ha chiarito che è sempre più urgente la prevenzione sul territorio, la corretta e puntuale gestione geologica. Eventi estremi come quelli accaduti nelle scorse ore richiamano l'urgente necessità di una gestione attenta e virtuosa, in cui la figura del geologo ha un ruolo imprescindibile in quanto tecnico esperto di quelle dinamiche che interagiscono con l'ambiente, con il costruito, con le infrastrutture. Questi episodi mettono inoltre in luce che c'è bisogno assoluto di una nuova visione della governance territoriale e di nuove strategie che prevedano l'aggiornamento delle pianificazioni vigenti in primis e reali sinergie fra studi, progettazione geologica e progettazione strutturale urbanistica. Quindi questo è quello che viene richiesto dai geologi, ovvero una progettazione, un'attenzione, un modo di vedere da un altro punto di vista il territorio, con un supporto, con gli occhi dei tecnici che possono capire magari un po' prima o in modo più incisivo quello che sta succedendo rispetto magari ad amministratori o a chi non è geologo. Sono arrivati finalmente i dati dell'ARPAV relativi alla giornata di ieri. Noi andiamo subito a vedere le precipitazioni, eccole qua. Allora, vediamo se riusciamo ad ingrandire un pochino questa mappa. Sì, si vede un po'. Si vede un po' meglio. Allora, voi vedete le precipitazioni di ieri, ma no, abbiamo ancora problemi tecnici. Andiamo avanti allora. Allora, per esempio, vediamo nel Bassanese Pedemontana, anzi sud dell'altopiano, 88 mm di pioggia, quindi 65, tutta la parte del Vicentino 46, poi qui in questa fascia invece sembra essersi un po' esaurita, vedete sono dati normali, 12,8, 12, qui si è esaurita la spinta del vento. Verona, siamo nel Veronese, qui nella Lessinia si va da 46 mm, 24, 28, quindi non dati spaventosi, 57 mm sui Colli Ugani, 64 a Galzignano, 50 nel sud di Colli Ugani, 50 anche a sud di Padova, quindi ecco, questo 68 qui nel Veneziano vuol dire che la possiamo proprio leggere una traiettoria del maltempo che è sceso. Ha seguito, vedete, questa è la linea che ha fatto 61 mm, 50, qui siamo nell'Alto Vicentino, ai confini con il Trentino, qui ci sono gli altopiani, l'altopiano di Asiago, quindi una bordata di acqua è scesa, si è incanalata, si è aperta sulla pianura, con situazioni comunque abbastanza importanti, decine di millimetri di pioggia ovunque. Questo era per quanto riguarda le precipitazioni. Vediamo il vento medio, che è soffiato, ma non abbiamo molti dati perché non ci sono evidentemente
evidentemente stazioni attive in questo momento. Le temperature, la temperatura di ieri è scesa decisamente, perché le minime, potete vedere, sono scese attorno, per esempio nel Veronese, dove ha colpito più duro, 17, 18, 11 nel nord, vicino al lago di Garda, 19. Si è un po' abbassata generalmente la minima ed è stato merito in questo caso, insomma, almeno questo possiamo dirlo, dell'ondata di maltempo che qui nella fascia pedemontana ha portato le minime a 14 gradi, 13, vediamo in altopiano. Ecco, in altopiano e nella montagna veneta in generale il maltempo ha abbassato parecchio, 9 gradi ad Asiago, 6 siamo in zona marcesina comunque, e vorremmo capire, questa dovrebbe essere la celebre dolina Campo Moluzzo che ha fatto quasi 0 gradi, non sappiamo se sia vero o un errore di lettura della strumentazione, però poi sulle Dolomiti vediamo che effettivamente 5 gradi, 1 grado, potrebbe essere finita l'estate. Questo lo chiederemo poi ai nostri esperti meteo. Noi siamo tornati in studio, siamo in attesa degli ultimi collegamenti che vediamo però non arrivare. Quindi a questo punto, prima di fare l'ultima volata sui temi del maltempo e di quello che è successo nelle scorse ore, chiedo alla regia di mandare un break pubblicitario, ma state con noi perché torniamo fra pochissimo con tutte le informazioni su quanto è accaduto a Verona, Vicenza e Padova. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria oggi per informarvi su quanto è accaduto in Veneto con l'ondata di maltempo che ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova, causando danni enormi sia all'agricoltura ma anche, abbiamo visto, alle città e alle cittadine del Veneto. Adesso però abbiamo in collegamento Skype Tatiana Bartolomei, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che poco fa avevano mandato un comunicato stampa molto duro sull'urgenza della prevenzione. L'abbiamo letto ai nostri telespettatori, quindi hanno già capito più o meno di cosa stiamo parlando e dove volete puntare voi l'attenzione, voi geologi. Buongiorno Presidente, grazie per essersi collegata con noi. Cosa sta succedendo in Veneto? Buongiorno, grazie a voi, grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Noi puntiamo molto sull'attenzione alla prevenzione, perché ovviamente vediamo che questi eventi così estremi non possono più essere considerati come delle eccezioni, ma il clima, la meteorologia sta cambiando in questo verso, di conseguenza dobbiamo prepararci, avremmo già dovuto prepararci per essere pronti, per cercare di limitare. È una questione di sicurezza, è una questione anche economica, sia per il settore pubblico che per il settore privato. E quindi bisogna puntare con molta attenzione a quelle che sono gli approfondimenti, gli studi di tipo geologico e le sinergie anche tra la parte di progettazione geologica e la progettazione strutturale. È necessario fare un aggiornamento di quella che è la pianificazione territoriale, è urgente a questo punto, direi, è urgente, per cui certi aspetti possono essere sottovalutati perché quello che c'è nelle dinamiche, diciamo, della geologia, dell'idrogeologia, del sottosuolo non sono evidenti e non sono conosciute e spesso vengono sottovalutate, quindi è necessario fare una valutazione puntuale su ciascun progetto o infrastruttura. Questa è una cosa molto delicata. La presenza del geologo e la sua competenza deve essere sempre presente. Io l'ho detto tante volte, ovviamente è molto più costoso dover intervenire a fatti avvenuti, a eventi avvenuti, piuttosto che fare delle valutazioni o aggiornare i piani territoriali e quindi comportarsi di conseguenza in fase preventiva. C'è tutta
un approccio completamente diverso. Quindi a questo punto le amministrazioni pubbliche devono pensare e comprendere che c'è questa urgenza e adottarla il più presto possibile. Facciamo qualche esempio per i nostri telespettatori. Che cosa si poteva fare, per esempio, per evitare, parliamo per esempio degli allagamenti a Verona, oppure delle colate di fango che hanno colpito la Pedemontana qualche settimana fa, oppure ancora situazioni sui Colli Euganei. Fattivamente, che cosa si può fare per evitare tutto questo? Fattivamente è difficile rispondere, queste sono domande molto semplici, certo. A cui è molto difficile rispondere in pillole con delle soluzioni. È evidente che tutto quello che ha a che vedere sia con la parte urbanistica che con l'impermeabilizzazione dei suoli, sia con la stabilità o le colate o i fenomeni di dissesto, sono una conseguenza di azioni e progettazione che potrebbero essere non state effettuate valutando tutte le accortezze. Quindi nella pratica, nell'estrema pratica, è necessario che vi sia a monte uno studio che vada ad approfondire quali sono le dinamiche e quali sono anche le variazioni che intervengono a seguito della realizzazione di un'opera, che sia un'opera pubblica, che sia un'opera privata. Per cui è per questo che non voglio generalizzare. Certo. Lo studio deve essere puntuale e quindi la consulenza geologica deve esserci, è prevista per legge. Certo. Tante volte si tende a ignorarla o a estendere altri studi in ambiti diversi. Il territorio è differenziato, ci sono delle dinamiche di formazione che come ripeto, non si vedono, chi non è esperto non le vede, ma supportate da un determinato studio possono emergere e si possono adottare quelle misure tali che possono aiutare a prevenire queste situazioni. È evidente che in un abitato in cui è già costruito è più difficile porre rimedio, però le misure ci sono e vanno attentamente adottate. Ecco, Coldiretti in un comunicato stampa inviato poco fa parlava di un consumo di suolo molto forte, naturalmente a livello nazionale questo, ma con punti importanti anche in Veneto, che è andato a mangiare, mi passi il termine, anche aree destinate tradizionalmente all'agricoltura. Passa anche di qui la prevenzione? Sì, passa in tutti gli aspetti. Ricordiamo che la Regione Veneto ha avuto è stata una delle prime ad avere una legge sul consumo del suolo. Poi ovviamente bisogna aggiornare e avere una visione sempre molto innovativa e aggiornata, per cui bisogna continuamente mettere in gioco e mettere in campo degli strumenti nuovi. Non si può pensare che una volta fatta una legge questo basti applicarla, va aggiornata, gli strumenti vanno applicati e aggiornati. Anche perché, pare di capire, vedendo quello che succede, abbiamo sempre meno tempo per aggiornare questi strumenti, visto che a ogni pioggia importante, e ne avremo sempre più spesso di piogge importanti, i danni si moltiplicano. Sembra di sì, poi è necessario, cioè questi studi hanno anche necessità di monitoraggio, di tempi di esecuzione, per cui, ma è proprio un aspetto culturale, quello che io dico sempre, una cultura geologica di cui non è molto presente purtroppo, per cui bisogna cambiare un po' la mentalità e bisogna anche avere una visione di questo tipo, bisogna che la figura del geologo, lo studio, le valutazioni, insomma la sua competenza emerga ed emergano tutte quelle criticità che ai più magari non sono così evidenti e invece ci sono, insomma. Non si può dare una valutazione solo
esteriore, ma bisogna vedere anche l'interazione tra quello che è il sottosuolo e quello che è il costruito, la progettazione o le dinamiche anche relative al dissesto idrogeologico. Allora, noi ringraziamo Tatiana Bartolomei, grazie per questo intervento. Noi prenderemo questa sua intervista, la porteremo poi all'attenzione anche di assessori della Regione per cercare di magari snellire e velocizzare questo percorso. Speriamo che come informazione questo ruolo possa dare una mano. Intanto grazie, speriamo di poterci sentire per commentare magari dei piccoli cambiamenti in tutto questo e speriamo invece di non doversi trovare ancora a commentare allagamenti o smottamenti o colate di fango. Presidente, certo. Grazie ancora. Grazie a voi, noi siamo a disposizione per le amministrazioni e per chi ne abbia necessità. Arrivederci. Grazie ancora, ringraziamo il Presidente. Tatiana Bartolomei si è trasformato in un appello quindi alle amministrazioni, a chi amministra il territorio per una maggior attenzione verso questi temi che sono davvero importanti, li vediamo, diventano di strettissima attualità ogni volta che c'è un piovasco appena più forte del normale. Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma avevamo cominciato a dare un'occhiata ai dati del coronavirus perché per quanto riguarda la situazione del maltempo vi abbiamo un po' fatto vedere, vi abbiamo un po' spiegato tutto quello che è successo, poi nei telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, approfondiremo tutto quello che è stato toccato finora. Per quanto riguarda il coronavirus, i dati di questa mattina sono naturalmente ancora validi perché sono usciti alle 8. Il totale dei casi positivi sull'ultima rilevazione è di 83. Sono 62 a Treviso, quindi ancora una volta Treviso è un po' l'epicentro di questa situazione. I casi attualmente positivi hanno superato quota 2000 come era stato previsto nelle scorse ore, siamo a 2048, la gran parte di questi sono a Treviso, sono 709 i casi positivi in provincia di Treviso, poi Padova, Vicenza, Verona, Venezia, insomma un po' tutto il Veneto è nella stessa situazione. Cresce anche la conta dei decessi, siamo a 2104 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, i negativizzati sono 17.919. Il numero totale dei positivi dal 21 febbraio scorso è a 22.071. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci spiega come ci siano 126 pazienti attualmente positivi in area non critica, ovvero scusate, un po' di confusione nei dati, 83 sono i negativizzati, 43 sono i positivi, 126 sono tutti i pazienti ricoverati in area non critica, vuol dire che sono tali da non essere considerati gravi, quindi non hanno bisogno di cura in terapia intensiva, come invece hanno le 6 persone ricoverate nelle terapie intensive del Veneto. Sono 4 quelli ancora positivi, 2 non positivi, 2 dei positivi sono a Padova, 1 a Verona e 1 a Vicenza. Vediamo le differenze rispetto alle ultime rilevazioni, è sostanzialmente tutto uguale, quindi vuol dire che ci sono tantissimi asintomatici. Oggi iniziano i tamponi per il personale docente e non docente per far ripartire le scuole, ce ne stiamo occupando con le nostre redazioni, questa sera i servizi nei telegiornali, parleremo di maltempo, parleremo di tutto quello che è successo nelle scorse ore, parleremo di coronavirus, di cronaca e di tutto quello che capita in Veneto come ogni giorno. A questo punto vi ringraziamo per essere stati con noi, sono state 2 ore di diretta molto interessanti perché abbiamo visto anche la conferenza stampa in diretta dal municipio di Verona per comprendere al meglio quello che è successo. L'appello dei geologi l'avete sentito, lo gireremo alle amministrazioni, ai sindaci, a chi governa il territorio nel senso più fisico della parola e speriamo che qualcosa possa cambiare. Allora, grazie ancora per essere stati con noi, vi auguriamo una buona giornata, ci vediamo questa sera con la nostra informazione.